Buongiorno, ben ritrovati, la prima edizione dei nostri telegiornali. Vi faccio vedere subito in primo piano le immagini, alcune sono arrivate proprio dalle forze dell'ordine, altre anche dal nostro Nicola Marcato con lo sgombero questa mattina poco dopo le 7. Siamo a Treviso del Parc Dal Negro, lo sappiamo, l'abbiamo raccontato già diverse volte, il Parc Dal Negro era diventato, diciamo, ricettacolo di bivacchi, di senza tetto con problematiche, lo vedete, anche di degrado e di insicurezza. Molti di queste persone migranti dal Pakistan e non solo erano stati a loro volta sgomberati a suo tempo dalla zona della Piana e avevano trovato rifugio al Parc Dal Negro. C'erano diverse segnalazioni da tempo di una problematica anche di insicurezza, e questa mattina è arrivato lo sgombero da parte delle forze dell'ordine. Fra poco ci collegheremo con Christian Arboit, che sarà con il sindaco Mario Conte. Resta il fatto che queste persone che adesso si trovano invece in zona prefettura devono trovare una soluzione. Per queste persone si deve trovare una soluzione ed è quello che dicono anche le associazioni che si occupano proprio dei senza tetto e anche il centro sociale Django che più volte si è speso per queste persone. Dunque queste le immagini dello sgombero di questa mattina. Fra poco, dicevo, ne parleremo con il sindaco Mario Conte e poi andremo in prefettura sempre con il nostro Christian Arboit. Intanto sul fronte della insicurezza a Conegliano una situazione paradossale con una via che è un quartiere anzi in ostaggio di una cinquantenne con problemi di salute mentale. Io ho fermato il traffico per lei e lei ha continuato a inveire, no? Le macchine suonavano così, signora vada via. Vai via te, e giù offese sul andare. Prima si è bloccata in mezzo alla strada nell'ora di punta, poi ha inveito contro il nonno vigile Armando Lorenzetta, 85 anni. Siamo in Borgo Madonna, a ridosso del centro di Conegliano, protagonista una signora del posto, poco più che cinquantenne, già nota ai servizi sociali per le sue fragilità, ormai diventato un incubo per commercianti e residenti. Mi viene incontro di corsa e cosa vuole che faccia? Mi sono girato attorno al furgone e l'ho evitata, insomma, ecco, e continuava a inveire, a offendere. Voleva aggredirla, voleva metterle le mani. Sì, è molto pericoloso non quanto per lei, ma per chi viene aggredito. Quello contro Lorenzetta è soltanto l'ultimo atto, peraltro segnalato alle forze dell'ordine di una lunga serie, ma in questi giorni si sta superando il limite. Lunedì pomeriggio una 14enne è rimasta ferita, a difenderla era intervenuta anche Silva Cozzi, titolare di una merceria più volte finita nel mirino. L'ha presa per le braccia e le dava calci con le ginocchia, pugni a questa bambina, e io lì ho cominciato a dire lasciala stare e non la lasciava stare. Dopo io ho fatto un gesto e le ho staccate e a quel punto se l'ha presa con me. Quando il signore dell'agenzia immobiliare ha visto è venuto giù e ci ha divise. Una violenza inaudita. Direi, sta bambina era tutta che tremava, mi ha presa così, mi diceva grazie signora ti voglio bene, grazie signora ti voglio bene. In Borgo Madonna c'è anche chi preferisce non parlare per paura di ritorsioni, ma gli episodi davvero si sprecano. La donna entra spesso nei locali mettendo tutto a soqquadro, minacciando e offendendo. Già in passato ha usato anche le mani. Mi ha strattonata e mi ha detto che io le rubo i quadri che lei fa. Sono riuscita a staccarla e non è che sia successo niente, però non è bello trovarsi, camminare sotto il portico e ti viene vicino uno e ti stratona. L'esasperazione è tanta in Borgo Madonna, ma la richiesta è una: intervenire subito a tutela di tutti. Non è per fare del male, ed è per aiutarla a star meglio, a guarire e a farla guarire. Non ce l'abbiamo con lei Però avete ce l'abbiamo perché vogliamo. È certo che abbiamo paura. Io vengo al mattino e mi chiedo cosa mi succede oggi. Ovviamente c'è anche il sindaco molto preoccupato, il sindaco di Conegliano, un sindaco che chiama in causa anche l'ULSS 2.
Io mi rivolgo alla ULSS, con la quale abbiamo già un contatto aperto, ma dobbiamo assolutamente trovare la soluzione a questo problema, perché diventa un problema poi di sicurezza, diventa un problema di serenità, perché queste persone con problemi psichiatrici poi possono destabilizzare un quartiere intero, come sta succedendo per Borgo Madonna, dove ci troviamo nella situazione che questa persona quotidianamente magari lancia acqua dalla finestra, butta bottiglie, crea situazioni di disagio che non vogliamo vivere in città. Chiama in causa direttamente l'ULSS 2 il sindaco di Conegliano nelle ore in cui sembra trascendere la situazione in Borgo Madonna, con protagonista una cinquantenne già nota e seguita dai servizi sociali. Storia al limite ma non rara, anzi, sempre nella città del Cima c'è un 42enne fuori controllo che da tempo va in escandescenza. Nelle settimane scorse aveva devastato il bar dell'ospedale dopo aver aggredito a inizio anno lo stesso Chiesa, per il quale il nodo della salute mentale deve essere centrale. L'ho sollevato più volte e continuo a sollevarlo, questo tema è un tema importante che non va sottovalutato, perché mentre gli altri temi vedo che in città sono abbastanza sotto controllo grazie alle forze dell'ordine, qui parliamo di situazioni che non riguardano solo le forze dell'ordine ma riguardano anche il sistema sanitario che deve prendersi cura di queste persone. Non possiamo permettere che queste possano girare liberamente per la città con problemi psichiatrici che non possono essere sicuramente risolti da noi. Servono strutture, che cosa serve? Servono strutture e soprattutto serve avere coscienza del problema per risolverlo. Dal canto suo, l'ULSS 2, che pure sottolinea come il caso della cinquantenne di Borgo Madonna sia in capo il comune, parla di una tipologia di situazioni purtroppo sempre più frequenti, dicendosi pronta a una valutazione condivisa. Nei prossimi giorni, direttore generale e direttore dei servizi sociosanitari incontreranno Chies. Non sono solo io, ma tutti i sindaci nelle città hanno questi problemi con persone note, tra l'altro, che sono malate, per cui a un certo punto non c'è soluzione se non quella di prendersi cura di queste persone, metterle in sicurezza e fare in modo che non possano nuocere alla pubblica sicurezza. I dati dell'allarme psichiatrico sono davvero inquietanti, ma ne parleremo fra poco. C'è un altro dato e c'è un altro allarme che è quello del degrado, dell'insicurezza. Abbiamo visto in apertura le immagini dello sgombero alla Park dal Negro a Treviso. Allora andiamo in diretta, come dicevamo, da Christian Arboit con il sindaco Mario Conte. Buongiorno Christian. Buongiorno a te Nicola e a tutti i telespettatori di Antena 3 anche da parte di Simone Merlo. Mi trovo qui con il sindaco di Treviso Mario Conte. La notizia l'hai già data in apertura, il blitz questa mattina all'alba al Park dal Negro con lo sgombero di decine di migranti richiedenti asilo, una situazione che andava avanti da tempo. Questa mattina è scattata la stretta. Sindaco, come vi siete mossi? Ci siamo mossi innanzitutto sulla base delle segnalazioni di tanti cittadini che denunciavano una situazione igienico-sanitaria precaria e anche legata a aspetti di sicurezza. Quindi siamo intervenuti con la polizia locale, con il supporto della Questura di Treviso e con Contarina per pulire, sanificare e ripristinare la pulizia e l'ordine di un parcheggio pubblico che è a servizio di tutti coloro che vivono la città o che vengono a vedere la città. Non possiamo consentire alle persone di non sentirsi sicure nel parcheggio e non possiamo presentarci in modo così indecoroso. Parliamo però di persone, quindi è giusto che trovino una giusta collocazione. So che la Prefettura da questo punto di vista sta lavorando per trovare loro una soluzione. È altrettanto vero che le condizioni che abbiamo riscontrato stamattina, sia da un punto di vista igienico-sanitario che da un punto di vista della sicurezza, non sono assolutamente tollerabili. In questi minuti queste persone stanno manifestando in piazza davanti alla Prefettura, chiedono una soluzione. Ma posso capire che abbiano degli obiettivi di vita importanti, è altrettanto vero che dobbiamo parlarci chiaro. Noi, il nostro paese, il nostro comune oggi non è più in grado di farsi carico dell'ospitalità di tutte queste persone. Ricordo che l'impegno dell'amministrazione comunale è già importante, abbiamo investito 750.000 euro, abbiamo incrementato i posti letto per le persone ai margini e in difficoltà. È altrettanto vero che il fenomeno migratorio va gestito in modo diverso e non può ricadere sui comuni. Noi ce la stiamo mettendo tutta, ma situazioni come quelle che abbiamo visto in questi giorni al Park del Negro non sono assolutamente tollerabili. Il modello che seguirete è quello della Piani, quindi fra qualche settimana ci saranno ulteriori misure di sicurezza, quindi si metteranno che cosa? Sì. La novità di questi giorni è che dal mese di giugno il parcheggio verrà chiuso con delle
strutture con delle paratie che ovviamente garantiranno la sicurezza e le uscite di sicurezza, ma allo stesso tempo impediranno l'accesso ai pedoni che vanno nel parcheggio non per parcheggiare ma per bivaccare. Quindi da giugno i bivacchi non saranno più consentiti perché impediti fisicamente. Senta Sindaco, lei a chi si rivolge principalmente? Lei dice noi facciamo quello che è nelle nostre possibilità, ho effettuato questo sgombero, però insomma qualcuno più in alto deve occuparsi del nodo migratorio. Chi? Il governo, l'Europa? Beh, certamente è un tema nazionale e europeo, quindi il primo appello va certamente all'Europa che deve imporsi su questi flussi migratori, fermo restando che parliamo di persone che scappano da realtà ma devono essere messe nella condizione di costruirsi un futuro. Poi mi appello ovviamente al governo, nel senso che le ricadute nei territori sono francamente pericolose e non sono dignitose, perché parlare di accoglienza e vedere le situazioni riscontrate questa mattina in quel parcheggio è assolutamente inaccettabile, quindi questa non è accoglienza, chiediamo davvero aiuto. I comuni stanno facendo tantissimo da questo punto di vista, ma da soli non ce la possono fare. Grazie Sindaco Mario Conte, fra poco andremo in Piazza dei Signori per seguire il sit-in di questi migranti. Per il momento è tutto, ti restituisco la linea con Simone Merlo. Nicola. Grazie a Christian Arboit. Non so se abbiamo Edi Kaliman da Mestre in questo momento, non abbiamo ancora Edi Kaliman. Allora però torniamo a parlare di emergenza psichiatrica, l'abbiamo visto nel servizio del caso di Conegliano con questo quartiere ostaggio di una donna con gravi problemi e è diventato un problema di sicurezza adesso. I dati dell'allarme psichiatrico sono inquietanti, sentite. 34 ricoveri in TSO su un totale di 800 ospedalizzazioni psichiatriche nel 2025 nell'ULSS 2, mediamente 2 al giorno, e ancora circa 700 consulenze psichiatriche urgenti in pronto soccorso. Sempre nell'arco dello scorso anno i pazienti autori di reati in carico ai centri di salute mentale della Regione Veneto sono stati 229, di cui 165 alloggiati nelle comunità. L'urgenza psichiatrica resta un tema di primo piano, ancora di più dal post-Covid se si guarda ai giovani, con un aumento dei casi di sofferenza nella fascia tra i 18 e i 24 anni con forme depressive e di autolesionismo, ma i primi casi si registrano già al di sotto di questa fascia di età. L'età dei 14 anni come un'età estremamente problematica sia per lo sviluppo dei ragazzi sia appunto per fattori di stress. Disagio che può sfociare in violenza quando entra in gioco l'assunzione di sostanze stupefacenti, in aumento l'uso della cannabis sintetica facilmente acquistabile in rete. Uso di cannabis sintetica, okay? E vediamo appunto a livello di urgenze queste situazioni, è una cannabis che può dare aggressività. Altro aspetto non trascurabile è quello dei suicidi, con uno sguardo anche qui al mondo giovanile. Negli adolescenti il gesto estremo è la seconda causa di morte dopo i tumori, nei giovani adulti è la terza, preceduta dagli incidenti stradali. Abbiamo un aumento dei tentati suicidi negli anni in tutta la provincia, ma una diminuzione dei suicidi effettivi. Abbiamo due fasce d'età, una del paziente anziano, spesso debilitato, spesso con malattie anche organiche, e un'altra fascia di età però che sta aumentando è quella degli adolescenti. Tutti questi aspetti sono stati approfonditi nel corso di un convegno che per la prima volta ha messo a confronto gli specialisti del settore con i magistrati, con l'obiettivo di analizzare la complessità delle situazioni che arrivano in psichiatria, definendo il concetto di urgenza. Ad oggi i dati dimostrano come i consultori della Regione vedano soprattutto pazienti inviati dai tribunali, togliendo risorse ai casi di vera pertinenza. Non tutto quello che arriva è di pertinenza psichiatrica, occorre fare attenzione nell'invocare il disturbo psichiatrico, evidenzia il direttore della psichiatria di Treviso. Si presume che lo psicologo o lo psichiatra abbia una competenza trasversale su qualsiasi ambito del comportamento sociale. Ridimensionerei, è vero che ce ne occupiamo, è vero che forse abbiamo una formazione che ci permette di dare delle chiavi di lettura anche a quel che avviene, però è un tema in continua evoluzione. Non c'è sempre il disturbo psichiatrico dietro certi. Assolutamente, lo abbiamo visto dalle statistiche, insomma, no? E negli accessi del pronto soccorso per alterazioni comportamentali parlava il dottor Bernardi di un 3% di problematiche psichiatriche.
A Padova adesso, a Padova con 4 attivisti del centro sociale Pedro fermati questa notte dai carabinieri, dalle forze dell'ordine, c'è per questo un presidio fra poco più di mezz'ora davanti al tribunale dove si trova per noi Valentina Visentin. Buongiorno, cosa è successo questa notte? Sì, è stata una notte di tensione quella che si è vissuta a Padova nel quartiere Arcella, dove erano in corso i consueti controlli nel territorio da parte dei carabinieri. Ieri intorno alle 22 però è stata fermata un'auto con a bordo 3 ragazzi appena usciti da un'assemblea che si stava svolgendo al centro sociale Pedro in occasione del prossimo 25 aprile. Durante il controllo qualcosa però è degenerato e ci sono stati momenti di forte tensione con l'arrivo poi di rinforzi da parte dei carabinieri e delle altre forze dell'ordine. Alla fine il bilancio è di 4 ragazzi che sono stati arrestati, ragazzi tra i 20 e i 30 anni che sono stati arrestati. Fra poco alle 13:30 ci sarà il processo per direttissima, infatti si stanno mobilitando in molti attivisti del centro sociale Pedro ma di altre realtà cittadine qui davanti al tribunale per un presidio di solidarietà in attesa anche di conoscere quali sono le motivazioni per le quali sono stati arrestati questi ragazzi. Qui con me c'è Stella Salis del centro sociale Pedro, ieri sera è corsa anche lei per capire quanto stava accadendo nel quartiere Arcella. Se ci puoi raccontare insomma cosa è successo? Sì, si tratta di un episodio semplice, un abuso di potere fatto ad arte. Ieri dopo l'assemblea per il 25 aprile una macchina con 3 giovani attivisti è stata fermata dai carabinieri con un fermo provocatorio e gli è stato richiesto di esporre i documenti. Ovviamente non hanno fatto resistenza e hanno esposto i documenti, ma dopo questo momento si è aperto uno scenario a dir poco grottesco. I carabinieri hanno violentemente aperto le sporte dell'auto, hanno veementemente preso le gambe degli attivisti e buttate per terra, li hanno lanciati via e hanno iniziato a malmenarli. Dopo quel momento i testimoni presenti sulla scena e altri attivisti accorsi a vedere la situazione hanno denunciato l'accaduto e chiesto agli agenti di fermarsi. Nonostante queste richieste i carabinieri non si sono fermati, si sono mossi nella direzione opposta, hanno continuato a picchiare tutte le persone presenti, addirittura utilizzando strumenti come taser, spray al peperoncino e manganelli. Dopo questa situazione hanno portato via in 2 macchine diverse 4 di questi attivisti e anzi rischiando di investire le altre persone presenti sulla scena. Nel frattempo erano accorse 15 volanti, oltre 15 volanti a dimostrazione dell'ingiustificato e spropositato utilizzo di agenti per gestire quella situazione. Ecco, non si tratta di un caso isolato, non è la prima volta che assistiamo allo sciacallaggio dei carabinieri e tendenzialmente colpiscono persone più marginalizzate, non in potere di difendersi. Noi in questa occasione invece abbiamo deciso di denunciare l'accaduto e di renderlo un simbolo di quello che le destre vorrebbero per questa città nella gestione della sicurezza, quello che secondo noi è il risultato ad esempio delle zone rosse. Questa mattina proprio Ostellari denunciava, anzi si appellava al giornale per richiedere maggiori controlli, un utilizzo dei taser, strumenti che sappiamo essere pericolosissimi e che anche rischiano di attentare alla vita delle persone. Ecco, siamo qua per denunciare tutto questo e quasi per definire quanto accaduto un modello statunitense, un modello ICE che dimostra lo stato di polizia in cui viviamo anche in questo paese. Ecco, appunto poi seguiremo e vedremo l'esito della direttissima per i 4 ragazzi. Nel frattempo anche Ilaria Cucchi si è interessata di quanto è accaduto ieri sera a Padova e alle 13 dovrebbe presentare un'interrogazione parlamentare. Ulteriori aggiornamenti nelle edizioni serali dei nostri telegiornali, la linea può tornare allo studio. Grazie a Valentina Visentin. Sempre a Padova invece i controlli antidroga della polizia e un arresto al Portello. Alla vista della volante della questura impegnata in un controllo del territorio in zona Portello, un giovane in bicicletta ha iniziato a pedalare velocemente, un comportamento che ha insospettito gli agenti che l'hanno bloccato mentre cercava di fuggire tra via Belzoni e via Gli Appelli dopo aver scaraventato la bici a terra. Nel tentativo di fuga il ragazzo ha gettato un involucro recuperato dai poliziotti. All'interno c'erano 8 dosi di cocaina e un pezzo di hashish. In tasca aveva anche 70 euro provento e dispaccio. Portato
in questura ed identificato. Il giovane è risultato essere un 22enne marocchino irregolare sul territorio nazionale e senza fissa dimora con precedenti. Arrestato, processato per direttissima, è stato condannato a 4 mesi di reclusione al pagamento di 800 euro di multa. Il questore ha attivato l'ufficio immigrazione per l'avvio della procedura di espulsione, trasferendo il 22enne al CPR di Brindisi. Da Padova a Mestre, dove via Palazzo resta nel mirino, un'ordinanza urgente le scorse ore del sindaco Luigi Brugnaro. Il tema è sempre quello della movida violenta. Edi Caliman, buongiorno. Nicola, buongiorno a te e ai telespettatori. Ci troviamo davanti proprio al bar attenzionato in queste ore, un'ordinanza di ieri sera lunga 7 pagine, un'ordinanza urgente da parte del sindaco Luigi Brugnaro che di fatto per 45 giorni ha imposto la chiusura anticipata, ovvero alle 21 del bar di via Palazzo, attenzionato proprio per le frequentazioni violente, spesso molto pericolose anche per gli esercenti della zona. Un'ordinanza che, sentendo i commercianti che fanno fatica a parlare perché chiaramente non è una situazione per loro molto facile, c'è soddisfazione, ma dicono da un lato non basta. Intanto ti facciamo sentire un commento con il servizio di Ilaria Marchiori di uno dei residenti proprio di via Palazzo, perché era stata annunciata anche un'intensificazione dei controlli proprio ieri da parte della polizia locale, delle forze dell'ordine nei fine settimana. Intanto vediamo il servizio, poi torniamo in diretta. Dopo la rissa di sabato scorso qui in via Palazzo a Mestre, le continue segnalazioni e denunce da parte di residenti e commercianti esasperati, il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica si è riunito e ha deciso che nei fine settimana saranno attivati controlli interforze. Si partirà da questo weekend. I controlli saranno al massimo livello nelle zone dove si concentra la movida della terraferma. Polizia, carabinieri, finanzieri, vigili e militari dell'esercito sorveglieranno le centinaia di persone che si radunano nei locali. Soddisfazione tra i residenti che ormai sono esasperati ma anche impauriti che possano esserci ritorsioni in seguito alle loro continue segnalazioni. Credo che questo possa funzionare perché essendoci sistematicità nei controlli quantomeno dovrebbe essere un deterrente o un invito, se vogliamo essere, come dire, teneri verso questi benedetti gestori dei locali che non intendono rispettare nessuna regola. Quindi loro dovrebbero rispettare gli utenti all'interno del plateatico, consumare oppure all'interno del bar, non sparsi in giro un po' dappertutto. Lì purtroppo c'è gente per bene e meno bene, ci sono farabutti. Qui alla notte non si dorme perché ti sveglia all'1 alle 2 che si sta menando del brutto. Cioè mi è capitato, abito qui da 30 anni, di vedere gente con le bottiglie rotte che si feriscono. Quindi situazioni molto pesanti. Abbiamo chiesto a tutte le forze dell'ordine uno sforzo ulteriore nel potenziamento dei pattugliamenti e della sicurezza della città, ha dichiarato il prefetto Darcopellos. Anche se, evidenzia un residente, questa situazione insostenibile viene segnalata già da troppo tempo. Doveva arrivare prima, assolutamente sì, perché potevamo evitare. Io avevo già avvertito più di qualcuno, ho fatto anche situazioni illustrate, ma dovevano sì arrivare prima di aspettare le risse, i feriti in maniera violenta. Mi ricordo l'ultima ha coinvolto tutti i bar, perché poi dopo sono coinvolti tutti, non ce n'è uno che rimane fuori. Per cui voglio dire, devono sì intervenire prima. Spero che verifichino anche il fatto che danno da bere ai minorenni, il fatto dei dipendenti, che personale c'è, assunto, non assunto. Lunedì il risultato delle misure stabilite dal COSP del primo fine settimana di controlli sarà esaminato durante un tavolo in prefettura con eventuali aggiustamenti. Bob, commerciante di via Palazzo, che sull'ordinanza, insomma, come prima dicevamo, non si sente molto di dire le cose cambieranno. Quello che è certo è che è una via che sta continuando a cercare di rinascere ogni volta.
Certamente il dispiacere è che si sia dovuti arrivare a questo punto, perché c'è stato un anno di discussioni tra locali per cercare di capire come arginare questi eventi e queste problematiche, però resta il fatto che questa è una via che non ha mai avuto questo tipo di problemi e sta cercando di rilanciarsi come tante altre zone di Mestre, ma questo è il salotto buono, rimane il salotto buono e speriamo appunto che questa restrizione faccia riflettere su quello che è successo. Grazie Elisabetta, da Via Palazzo. Nicola, se non hai domande, a te la linea. Grazie Heidi Kaliman e alla tua ospite. Andiamo avanti con la cronaca. Una neonata di appena 19 giorni è morta all'ospedale San Bortolo di Vicenza, un decesso improvviso avvenuto dopo un quadro clinico che aveva reso necessario il trasferimento immediato in incubatrice subito dopo il parto. La bimba, secondo quanto emerge, era stata seguita dal personale sanitario fin dai primi momenti di vita per un quadro clinico preoccupante. I genitori, una coppia di origine africana residente nel Vicentino, hanno presentato denuncia alla procura per capire cosa sia successo. Il procuratore ha aperto un fascicolo e come primo passaggio verrà eseguita nei prossimi giorni l'autopsia. L'ULSA 8, si legge in un comunicato, ha messo a disposizione degli inquirenti tutta la documentazione clinica per fare piena luce sulla disgrazia. La paura adesso invece, torniamo a Padova, nella zona Mandria, per una fuga di gas che ha costretto all'evacuazione di 17 persone da un condominio. Prima un forte odore di gas, poi l'evacuazione immediata. Pomeriggio di paura a Padova, dove 17 persone hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni per una fuga di gas in un condominio. L'allarme è scattato attorno alle 16 in via Rovereto, nella zona della Mandria. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Abano Terme per verificare quanto segnalato. I controlli effettuati con un'apposita strumentazione sia all'esterno che all'interno dell'edificio composto da 9 unità abitative sono stati svolti in collaborazione con i tecnici della rete gas. Per garantire la sicurezza dei condomini, l'intera palazzina è stata evacuata. Presenti anche gli agenti della polizia locale. L'intervento si è concluso intorno alle 22:30 dopo aver messo in sicurezza l'area. La cronaca giudiziaria era il 12 settembre 2024 quando a Milano, in un incendio doloso, morirono due fratelli di 17 e 18 anni cinesi nati ad Arzignano e cresciuti fra Castel Gomberto e Montecchio Maggiore. Erano morti appunto in questo incendio doloso Inge Liu e Indang Dong, nati appunto ad Arzignano di origine cinese. Ieri a Milano la procura ha chiesto 3 ergastoli a carico di imputati cinesi appunto per il rogo di via Cantoni. L'accusa ha sostenuto che fu un omicidio volontario plurimo aggravato dall'incendio doloso e da una tentata estorsione. Il movente, un debito di 40.000 euro legato al proprietario del magazzino Showroom. Determinanti le intercettazioni che hanno costruito la catena delle responsabilità. Il 27 aprile la parola passa alle difese dopo la richiesta di 3 ergastoli per i responsabili di questo incendio che portò alla morte di 3 persone, non solo i 2 fratelli ma anche un 24enne sempre cinese. E poi l'ultima udienza a Padova del processo per il femminicidio di Giada Zanola, uccisa nel maggio del 2024. Un ex compagno di cella di Andrea Favero ha smentito quello che a dicembre un altro detenuto del Due Palazzi aveva raccontato davanti ai giudici durante il processo contro il 40enne di Vigonza, accusato di aver ucciso la sua ex compagna Giada Zanola lanciandola dal cavalcavia di Vigonza sopra la A4 dopo averla stordita con dei sonniferi. A dicembre un 69enne detenuto aveva infatti detto che Favero gli aveva confidato di aver ucciso Giada dopo averla caricata in auto stordita. Oggi in aula, nell'ultima udienza prima delle requisitorie della ringa di accusa e difesa, un altro compagno di cella ha smentito categoricamente che Favero abbia mai incontrato il detenuto 69enne. L'uomo, che con Favero ha trascorso i mesi di detenzione tra giugno e ottobre 2024, ha detto che il 40enne non parlava mai con altri detenuti ma solo con lui e che si è sempre professato innocente. Il testimone, portato dalla difesa, è stato l'ultimo. Prima di lui aveva parlato anche un altro ex fidanzato di Giada Zanola, con cui la 33enne
bresciana aveva avuto una breve relazione tra il 2015 e il 2016, prima di incontrare Andrea Favero. L'uomo ha raccontato di una relazione difficile. I difensori hanno chiesto se Giada avesse mai manifestato intenti suicidi con lui, ma questo non è successo. La loro storia però è durata poco, perché mentre la 33enne lavorava per lui ha incontrato Favero, che era a sua volta dipendente. Nella prossima udienza ci saranno le requisitorie e le arringhe, forse potrebbe già arrivare la sentenza, proprio in concomitanza con l'anniversario della morte della 33enne. Dal femminicidio di Giada Zanola all'omicidio di Frescada di Preganziola è iniziato il processo a carico di Barbara Mazzariolla, la 58enne che la sera del 16 marzo 2025 accoltellò il 67enne Mauro Pereni nella sua abitazione. La vittima morì il giorno dopo in ospedale per una grave emorragia. La donna era presente ieri in aula. Il legale dell'imputata, l'avvocato Alessandra Nava, ha nominato a sorpresa un consulente medico per accertare se il decesso di Pereni sia da mettere in relazione ai soccorsi e successivamente all'intervento a cui venne sottoposto. Il 2 luglio continuerà il processo, saranno 21 i testimoni che verranno ascoltati nel corso delle udienze, di cui 7 dell'accusa e 14 chiamati dalla difesa. La donna, lo ricordiamo, rischia l'ergastolo. C'è però questa consulenza a sorpresa per capire se ci fu una responsabilità da parte dei medici durante il soccorso di Pereni. E poi c'è un anniversario, un tragico anniversario. Un anno fa la tragedia del Ponte dei Nori a Valdagno, durante l'alluvione nella zona del Vicentino, la morte di Leone Nardon e del figlio Francesco nel crollo del Ponte dei Nori. Un anno dopo il ricordo di quella tragedia, anche il punto della situazione sui lavori nella zona. Lo facciamo con Federico Fusetti. Buongiorno Federico. Buongiorno Nicola, buongiorno ai telespettatori. Dici bene, siamo qui con Simone Squarcina proprio per documentare la situazione a un anno esatto da quel tragico crollo. Leone e Francesco Nardon persero la vita 17 aprile di un anno fa e siamo con l'assessore Luca Basso qui davanti al ponte ancora ovviamente non solo impraticabile ma crollato. Assessore, cosa è successo in questo anno e soprattutto cosa succederà da ora in poi? Sì, siamo intervenuti in varie fasi, una primissima fase d'urgenza per mettere in sicurezza l'area, togliere i detriti dal ponte e dall'alveo in modo da assicurare un corretto flusso dell'acqua del torrente Agno. Successivamente siamo intervenuti con estrema urgenza per cercare di riaprire il prima possibile lo svincolo che porta a Viale Europa in questo punto che è nevralgico per il traffico non solo di Valdagno ma di tutta la vallata, che porta anche a Requaro e creava notevolissimi disagi. Ci siamo riusciti in tempi molto stretti, abbiamo quindi completato le opere di completamento quali i marciapiedi e un passaggio pedonale che prima era ostruito. Oggi stiamo finendo una riasfaltatura del tratto e successivamente a breve andremo a progettare l'abbattimento totale del ponte stesso e quindi saranno dei tempi un po' più lunghi del previsto perché il ponte sostiene anche il collettore fognario che è invece gestito da Viacqua e dovrà in qualche modo essere salvaguardato e il progetto è ancora in corso. Quello che mancano sono i soldi per ricostruirlo però il ponte. Sì, la stima è di circa 4 milioni e mezzo di euro e che in questo momento il Comune non disponiamo di questa cifra. Noi contiamo molto sull'intervento del Ministero e quindi sui fondi ministeriali che dovrebbero essere stanziati per la calamità. Una prima piccola tranche ci è stata erogata, adesso vedremo e speriamo bene che le promesse vengano mantenute, grazie anche all'interessamento della Regione e della Provincia che ci sono state veramente molto vicine di supporto. Che ricordo ha, Assessore, di quel 17 aprile di un anno fa? È un ricordo molto triste, molto triste sotto vari aspetti, principalmente perché ci hanno lasciato due nostri concittadini, due persone splendide e poi anche perché
purtroppo questo evento ha condizionato notevolmente poi anche tutte le politiche del comune, anche perché evidentemente abbiamo dovuto investire tutto quello che potevamo investire, sospendendo i nostri progetti per rimettere in sicurezza il territorio e per favorire anche appunto il ripristino di frane, strade interrotte, smottamenti e quant'altro. E dunque ecco, stiamo facendo un sacrificio noi, lo chiediamo anche ai cittadini e chiediamo la comprensione di capire perché certe cose, certe asfaltature non sono andate avanti, alcuni progetti si sono fermati, però contiamo ecco, a breve di riprenderci e di riprenderli. Grazie all'assessore e ovviamente speriamo di vederci magari qui di nuovo tra un anno con i soldi per ricostruire il ponte. Vi ricordo e vi segnalo anche però che domani alle 17 ci sarà una commemorazione delle 2 vittime proprio qui sul ponte dei Nori. Grazie all'assessore Luca Basso, Nicola, io e Simone Squarcina ti restituiamo la linea. Grazie a Federico Fusetti. Noi andiamo velocemente in pubblicità, ripartiremo dalle tante purtroppo tragedie lungo le strade e anche dagli addii alle tante troppe vittime, spesso giovani come quella di Pietro Serafin, morto a 24 anni in sella alla moto. Ieri c'è stato l'addio a Carpenedo, rivedremo e ripartiremo proprio da lì fra pochissimo. La chiesa dei Santi Gervasi e Protasi a Mestre gremita dentro come lungo il sagrato nel pomeriggio. Per l'addio commosso e partecipato Pietro Serafin, venuto a mancare a soli 24 anni a causa dell'incidente che lo ha strappato alla famiglia mentre in sella alla sua moto stava facendo il ritorno a casa da Passo San Pellegrino nei giorni scorsi. Nell'unico messaggio dall'altare il fratello maggiore Tommaso lo ha voluto ricordare con le stesse parole che Pietro gli rammentava spesso: non giudicate. Pietro era un ragazzo pieno di vita, con una sensibilità unica. Aveva solo bisogno di essere visto per quello che era. Ha sofferto l'incomprensione altrui, ma è sempre riuscito a farsi amare lo stesso. L'insegnamento più grande che porto con me è quello che lui mi ha lasciato: non giudicare gli altri, guardare al cuore delle persone. Il feretro è arrivato dentro una bara in legno chiaro e avvolta da fiori bianchi e rossi, benedetto a fine omelia dal parroco Don Gianni Antoniazzi, che ha officiato la cerimonia di addio. Feretro accompagnato da mamma Consuelo, papà Mauro e dal fratello Tommaso, su cui per l'ultimo saluto sono stati appoggiati tanti cuoricini in legno con i messaggi scritti dagli amici, gli ex colleghi di lavoro e gli amici sportivi. Fuori, lungo il sagrato, con i compagni di calcio del Mestre Fenice, calcio a 5, dove Pietro militava, anche i genitori di Alex Marangon, con la mamma Sabrina, in mano una rosa bianca, piange. È stata collega di lavoro di Consuelo, la mamma di Pietro, il 24enne tragicamente scomparso. Straziante la separazione da lui e l'accettazione della tragedia. La mamma ti ama, Pietro, il papà ti ama e il tuo fratellone ti ama e ti amerà sempre. Abbandonate i pregiudizi, guardate al cuore delle persone. Pietro lo faceva e il mondo era più bello intorno a lui. Per questo, grazie. E siamo di nuovo in diretta. Si terranno sabato alle 11 al Duomo di Montebelluna i funerali di Paolo Gaio, il 62enne morto martedì mattina in sella alla sua moto a Marziai di Borgo Valbelluna, magazziniere alla Gaber di Cairano per tanti anni. Lo abbiamo raccontato in questi giorni, Gaio era vicino alla pensione, si sarebbe andato a luglio. Vediamo se abbiamo le immagini che fanno riferimento a Paolo Gaio. Ci sarebbe andato a luglio, stava per andare in pensione, poi purtroppo la morte avvenuta martedì mattina nello schianto a Borgo Valbelluna e, come dicevamo
i funerali sabato alle 11 al Duomo cittadino, con tante persone che ricorderanno il 62enne, mentre domani sera alle 18 verrà recitato il rosario sempre al Duomo. Noi adesso torniamo a Treviso, dicevamo lo sgombero alla Park del Negro, abbiamo sentito con Christian Arboit il sindaco di Treviso Mario Conte, ma ci sono adesso le persone che sono state sgomberate dal Park del Negro che si trovano in presidio davanti alla prefettura di Treviso. Allora, vediamo se, eccolo qua, Christian Arboit, buongiorno. Buongiorno di nuovo Nicola, ecco l'altra faccia del racconto. Ci siamo collegati prima con il sindaco di Treviso Mario Conte, vi abbiamo raccontato dello sgombero avvenuto questa mattina all'alba al Park del Negro. Qui ci sono le persone che sono state sgomberate, sono quasi tutti ragazzi giovani provenienti dal Pakistan. Qui con me c'è Ali. Ali, siamo in diretta su Antena 3, tu sei da 10 anni, mi dicevi, in Italia, Treviso sempre. a Treviso, sempre a Treviso, e tu ormai stavi là, Parcheggio di Negro. cioè quindi da mesi e mesi stavi lì. Sì, quasi 3 mesi passati io lì. C'è i miei amici che hanno passati 6 mesi, 1 anno, 8 mesi, non ne hanno permesso. A stamattina è un disastro hanno fatto. Venuti 3-4 pattuglie con i bastoni, quelli che hanno loro, e svegliate ragazzi. Fuori tutti quanti. Dove dobbiamo andare noi? Non ve lo aspettavate? No, niente, perché noi dormiamo lì tranquilli, non facciamo casino, niente, solo le cose che danno un permesso o un posto di dormire. Allora, raccontaci, qua siete circa una ventina di ragazzi, siete tutti dal Pakistan? Sì, alcuni andati via a lavorare, quelli che hanno lavoro, alcuni devono andare a lavorare, 2 o 3 persone. Alcuni dei tuoi connazionali quindi vanno a lavoro, sì. Sono regolari quindi? Regolari, non ne hanno solo posto di dormire, non riesci a cercare subito un alloggio fino a che non dà l'aiuto la prefettura, perché loro non lo sanno bene le leggi, come deve cercare, cosa serve. Ma ti chiedo, lavorano regolari, sono regolari, quindi tra di voi c'è chi è regolare, c'è chi non è regolare? Sì, lui è regolare. C'è l'altro è andato via, c'è chi dà a me. Alcuni hanno la prova, come diciamo, la prova che fanno 2 o 3 ragazzi. Fatto sta che tutti siete senza casa, quindi questa notte voi non sapete dove andate. No. Per quel motivo siamo già venuti qui, che deve dare la risposta dove dormiamo, o qui che danno un appartamento o campo, qualcosa dove dormiamo stasera. Ti chiedo Ali, tu perché sei qui in Italia? Sono io da 10 anni, fatta come loro, miei paesani, anch'io sono venuto qui. Dopo ho avuto problemi che non riesco a cercare come loro lavoro, con permesso che non ne hai valido. Passati tanti anni. Ultimo momento, 2023, ho figlio cittadino italiano mio, ho fatto la richiesta 2026, ancora non ne ho un permesso futuro che devo arrangiare con le cose spese. Quindi tu adesso dopo 10 anni non sei ancora regolare e chiedi di essere messo in regola perché senza documenti non riesci a trovare lavoro, non riuscite a trovare casa. Voi rimarrete qui tutto il giorno, immagino? Sì, anche domani, fino a che non danno una risposta come vogliamo noi. E qual è la risposta che volete? Chi ha problemi di permesso di soggiorno devono sistemare un appuntamento o qualcosa, non così come altre volte venite dopo un altro appuntamento. Devono risolvere. C'è da dire che ci sono anche dei ragazzi che non stanno bene. Sì. Ecco, non so se ci vuole. Ecco, ci sono persone che hanno problemi. Io c'è lavoro, ho bisogno di lavoro, 5 giorni prima chiama capo che vieni tu lavoro, che adesso niente casa, io dove dormire? Io notte lavoro, che adesso io qua non c'è io dormire, 2 giorni io non c'è dormire, dove io dormire? Dov'è che ti sei fatto male? Lui male in Pakistan. E quindi tu hai una ferita che ti porti dietro da te? Io qua Italia 33
5 mesi, 3 anni, 5 mesi. Circa 5 Sì. e 3 anni che Sì, c'è documenti, non c'è problema documenti. Io ho problema solo a casa, niente affitto a casa qua, niente, tanto io ho bisogno di cercare a casa che non mandato a casa. Diciamo che voi non avete alternative. Loro chiedono se vuoi per affitto, devi dare documenti giusti e poi indeterminato, che non prende nessuno qui, non te li danno facile. Indeterminato, per prendere una casa per affitto. Se non lo dà padrone, come possiamo ottenere queste possibilità? Niente. Ali, ti senti di lanciare un appello alla comunità trevigiana, al prefetto attraverso le nostre telecamere? Sì, devono aiutare i poverini. Solo pakistani erano in parcheggio, in strada, avanti della prefettura, i bangladesi, i marocchini, eccetera, eccetera. Mai vedo una persona che vive in strada. Hanno tutti stranieri che vengono e le stranieri che devono tenere. E per questi ragazzi hanno diverse leggi. Quelli vengono direttamente in campo o una casa. E questi da 6 mesi, 8 mesi, un anno. C'è qualcosa che non torna, tu dici Ali. Allora io ti ringrazio tutti i ragazzi che ci hanno raccontato la loro storia. Nicola, ti posso anche dire che dei volontari del dormitorio di Monigo sono stati ricevuti poco fa in prefettura, quindi aspetteremo anche loro per capire se ci sono delle risposte, se c'è un piano di emergenza. Per il momento è tutto da Piazza dei Signori nel giorno dello sgombero del Parc dal Negro. Con Simone Merlo ti restituisco nuovamente la linea. Grazie a Christian Arboit. Allora, prima di proseguire, fra poco sentiremo Lorenzo Maier al telefono dal Lido di Venezia. C'è da raccontare di questa ultima ora che fra poco vi racconteremo meglio, perché stiamo cercando di capire anche i contorni e la gravità della situazione. C'è stato certamente sappiamo che c'è stato un crollo parziale alla ex caserma Pepe, un crollo parziale all'ex caserma Pepe del Lido di Venezia. È una struttura dismessa che è in via di riqualificazione al Lido di Venezia, una caserma dismessa, e c'erano dei lavori anche questa mattina. Sono interventi di riqualificazione per realizzare una sorta di studentato. Ebbene, c'è stato il crollo parziale di una parte dell'ex caserma a quanto pare, e c'è apprensione per almeno un paio di operai che potrebbero essere feriti in questa dinamica drammatica. Non so se il nostro Lorenzo Maier, se riproviamo Francesco Ceron a sentirlo, c'è. Bene, allora Lorenzo, tu sicuramente sai dirci qualcosa in più, almeno nell'immediato, poi cerchiamo di capirne qualcosa ulteriormente. Lorenzo, buongiorno. Telespettatori, buona giornata. Sì, purtroppo c'è stato un incidente sul lavoro della caserma Pepe, ex caserma Pepe, ex sede dei Lagunari, e diciamo subito le novità che sono fresche e sono ufficiali. Allora, in questo crollo del solaio sono rimaste coinvolte 9 persone, 9 operai che erano al lavoro perché sono in corso dei lavori di ristrutturazione. Di queste 9 persone, 5 sono state fortunatamente illese, 4 persone ferite in modo serio, diciamo, ma non in pericolo di vita. E quindi di queste 4 persone, 2 persone sono state portate all'ospedale di Mestre, uno, il più lieve, il ferito più lieve, è nell'ospedale dei Santi Giovanni e Paolo a Venezia, e uno all'ospedale di Treviso. Si sono mobilitati per soccorrere 4 persone ferite 2 elicotteri, uno dei quali dall'ospedale di Padova è arrivato fino al Lido di Venezia. Quindi crollo di un solaio, c'erano operai al lavoro, 9 persone coinvolte, 5 illese, 4 ferite in maniera seria, ma non in pericolo di vita, non in modo importante, con varie lesioni. Tutti e 9 i pazienti, le 5 persone illese, i 4
feriti sono già stati portati via dal porto e si trovano ricoverati nelle strutture per tutti gli accertamenti del caso. Ecco, ricordiamo, quindi è crollato il solaio, quindi il solaio di questa struttura, ci dicevi questo, quindi erano, gli operai erano sul, diciamo, il tetto. Questa ex caserma diciamo, è inutilizzata dalla fine degli anni 90. Negli ultimi anni c'è questo progetto dell'Università di Ca' Foscari di creare uno studentato per circa vado a memoria 250 studenti che lì arriveranno, troveranno uno studentato, e quindi sono in corso dei lavori ovviamente autorizzati da parte della ditta per riconvertire la struttura e creare questa foresteria per studenti. Questi operai che erano a lavoro intorno alle 12:15 più o meno sono stati coinvolti in questo crollo. È crollato un solaio, c'erano persone a lavoro e i supposti, come abbiamo capito, sono stati assolutamente tempestivi, visto che i feriti sono già stati allocati nelle strutture e adesso fanno un bilancio, al lavoro c'è la polizia, i vigili del fuoco e quant'altro. Va bene, quindi diciamo 9 in tutto, 4 però diciamo sono, se non ho capito male Lorenzo, scusami. 5 inglesi, 4 feriti. 4 feriti, perfetto, benissimo. Allora grazie davvero, poteva essere davvero un bilancio tragico, una strage. Non è così, però sicuramente si è rischiato grosso e ci sono delle persone comunque ferite in modo grave. Ci sarà da capire cosa non è andato dell'intervento, cosa è andato storto in questo intervento di questa mattina da parte degli operai, insomma di chi si occupa della struttura. Grazie a Lorenzo Maier per questa importantissima e fondamentale aggiornamento di cronaca che viene dal Lido di Venezia. Allora noi continuiamo con la cronaca. Lo dico al nostro Francesco Cerroni insieme a Tony Paul. Adesso abbiamo un po', con questa notizia che è arrivata da poco, abbiamo un po' rivoluzionato la scaletta. Io andrei, se riuscite, con le immagini della redazione di Belluno che ci parla di furti, o meglio di psicosi, furti, psicosi, ladri. Cosa è accaduto nel Basso Feltrino bersagliato dai ladri? Arriva anche ovviamente il fenomeno della psicosi, dove si crede, si ritiene che chiunque si avvicina alle case possa essere un ladro. La paura è tanta al punto che l'altra notte una coppia di coniugi, siamo a Fonzaso, si è messa addirittura all'inseguimento di un furgone sospetto notato nelle vicinanze della loro casa ad Artenna di Fonzaso. Marito e moglie, senza peraltro avvertire le forze dell'ordine, si sono così messi dietro il mezzo, l'hanno seguito fino a Grigno in Val Sugano, ormai in provincia di Trento, certi di poter incastrare i presunti ladri. A un certo punto la coppia ha deciso di tornare indietro e una volta giunti a casa i coniugi hanno chiamato i carabinieri che, oltre a raccogliere il racconto concitato dei due, non hanno potuto fare altro che avvisare sui possibili rischi che possono causare questi comportamenti avventati. Insomma, hanno rischiato grosso. Fossero stati davvero poi dei ladri, mettersi all'inseguimento dei malviventi poteva creare ovviamente delle problematiche di sicurezza anche per loro stessi. E purtroppo la insicurezza dovuta alle tante razzie in casa e non solo porta anche purtroppo a questo fenomeno della psicosi dei ladri. A Mestre adesso, dove dopo un duro lavoro di squadra sono stati recuperati molti dei trofei e altro materiale gettati in acqua dai vandali che hanno preso di mira la Canottieri di Mestre. L'abbiamo raccontato 2 giorni fa. Il presidente Mazza ribadisce nuovamente che questo attacco non piegherà la società. Di fronte alla violenza ha dichiarato: possiamo soltanto rispondere proseguendo con le nostre attività. Ecco perché è confermato l'Open Day sabato 18 aprile dalle 10 alle 17. Basterà presentarsi in abbigliamento sportivo e si potranno provare le emozioni di canottaggio, canoa kayak, dragon boat, voga alla veneta, vela,
vela al terzo e tennis. E poi di nuovo i ladri con i colpi al cimitero di Grantorto, siamo nel Vicentino, sparite le grondaie di rame da 5 cappelle, bottino da 15.000 euro. Ladri acrobati si sono arrampicati sui tetti delle cappelle al cimitero di Grantorto e hanno rubato le grondaie in rame per un valore che s'aggira sui 15.000 euro. La scoperta era parte di un'anziana residente che ha subito allertato il comune, che ha fatto scattare le segnalazioni ai carabinieri. Sono andati, fatto le verifiche, hanno fatto delle foto, poi mi dicevano che è meglio anche che vadino i proprietari a deporre la denuncia. Perché in sostanza queste cappelline sono di proprietà. Certo. Tra l'altro avevano tentato di colpire anche la sua cappella. Avevano iniziato sulla mia un pezzettino sull'angolo, sì. E poi non so, sia stato un atto di fortuna che non hanno toccato la nostra, non lo so, ecco. Nessuno si sarebbe accorto di nulla, pare abbiano agito in più persone vista la quantità di metallo trafugata. Adesso i carabinieri visioneranno le immagini della telecamera di videosorveglianza all'ingresso del Camposanto, comprese quelle dislocate lungo la strada e sulle abitazioni limitrofe. Certo è che oltre al danno economico, quello che tocca è il danno morale subito dalla comunità. La ferita della nostra comunità, e sicché ora so che ci sono le forze dell'ordine che stanno facendo le indagini, abbiamo qualche telecamera, speriamo di riuscire a trovare qualcuno, però queste cose qui non si devono ripetere nelle nostre piccole comunità. Questi sono luoghi di assoluta importanza proprio morale, e sicché è una ferita anche per la nostra amministrazione questo che è successo. Nike Retail Italia si è costituita parte civile contro le borseggiatrici e i borseggiatori indagati nella maxi inchiesta della Procura di Venezia. Nike, che avanzerà la richiesta di risarcimento nelle prossime udienze, chiede conto per 4 episodi nel punto vendita dell'outlet di Noventa di Piave tra aprile e maggio del 2024. L'ammissibilità della parte civile sarà decisa nell'udienza del 19 di maggio. I furti contestati ai 23 indagati nell'indagine dei carabinieri sono in tutto 63, di cui la maggior parte ai danni, come sappiamo, di turisti stranieri. Ancora la cronaca giudiziaria. Accusato di violenza sessuale, è stato scagionato, pensate, grazie a una foto scattata con il cellulare dell'imputato. La difesa ha dimostrato la sua innocenza con la geolocalizzazione del telefonino. Un incubo iniziato 2 anni fa, quando una tredicenne, al tempo dei fatti, aveva denunciato di essere stata violentata nella sua abitazione durante una festa. Nel mirino era finito un ragazzo, allora 18enne, incensurato. La difesa del giovane ha dimostrato in maniera chiara che nel momento in cui la vittima aveva dichiarato di essere stata abusata sessualmente, lui non era in quella casa. A dimostrarlo una perizia sul telefonino dell'imputato. Attraverso l'analisi del telefonino dell'imputato è riuscito a dimostrare che il ragazzo si trovava in un luogo completamente diverso e nel medesimo orario relativamente ovviamente al capo di imputazione, e quindi il ragazzo non era a quella festa, era da tutt'altra parte e con altre persone. Fondamentale è stata la geolocalizzazione del cellulare del ragazzo. Effettivamente in questo caso il telefono è stato uno strumento preziosissimo per dimostrare l'innocenza del nostro assistito. Il PM aveva chiesto una condanna a 4 anni di carcere. Un fatto di per sé gravissimo che si è rivelato completamente falso, e questo deve imporre alle famiglie in primis un controllo maggiore e accurato rispetto a quelli che sono i comportamenti dei ragazzi. Il ragazzo è stato scagionato al termine del processo, che si è svolto con rito abbreviato. I fatti sarebbero accaduti a Trevignano il 4 luglio del 2023. Tutta la vicenda si sarebbe consumata durante una festa tra giovanissimi che si era svolta a casa proprio della vittima. Il gruppo aveva bevuto e, secondo il racconto della minorenne, il giovane, approfittando del fatto che era ubriaca, avrebbe consumato un rapporto sessuale. Ma ora le prove raccontano un'altra verità: il giovane è stato assolto. Allora, lasciamo per un attimo la cronaca, torneremo a parlare di tanti altri fatti e non solo di cronaca, ma c'è un momento per parlare anche della festa che si sta preparando a Rosà nel Vicentino con gli alpini. Che weekend sarà? Lo chiediamo a Monica Smiderle, buongiorno.
Buongiorno a te Nicola, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Dicevi bene, tutto pronto a Rosà per l'adunata sezionale delle penne nere. Con noi c'è il capogruppo di Rosà Mario Baggio, che fa parte anche del Consiglio nazionale dell'ANA. Ci troviamo lungo Viale dei Tigli, che sarà un po' il fulcro dello sfilamento delle penne nere che è in programma per domenica mattina. Ma il lungo calendario di eventi si aprirà già domani mattina a partire dalle 11 con l'alza bandiera, ma chiediamo un po' di riassumerci tutto il programma al capogruppo. Bene, allora questi 3 giorni, buongiorno a tutti, questi 3 giorni li inaugureremo proprio domani mattina con l'alza bandiera alle 11 davanti al municipio. Ci sarà la presenza di 150 ragazzi delle scuole. Proseguiremo con la nostra borsa di studio Alpini Donatori Aido, perché è da 27 anni che facciamo questa borsa di studio. Alla sera concluderemo la giornata, alla sera col concerto dei cori qui nel Duomo di Rosà, col coro Edelweiss dell'Ana Montegrappa, il coro Ana Marostica e il coro improvviso di Rosà, che tra parentesi fa le prove proprio nel gruppo Alpini di Rosà. Sabato mattina nel Parco delle Rose ci sarà la gara di carabina laser organizzata dalla sezione Montegrappa e nel pomeriggio alle 16:30 avremo la riunione del CDS, del Consiglio di Bassano e tutti i capigruppo. A conclusione di questo, alle 19 ci sarà la Santa Messa in Duomo, la messa dedicata agli alpini andati avanti, e poi per concludere la serata saremo alla cena ufficiale con la presenza anche del nostro Presidente nazionale. E poi domenica a Baggio il momento clou con lo sfilamento degli alpini della sezione Ana Montegrappa, ma non solo, e ci sarà anche il labaro nazionale. Certo, e questo con orgoglio avremo qui il nostro simbolo, proprio quello, il labaro nazionale, la nostra, diciamo, quel qualcosa in più che dà proprio nell'associazione. Sì, ci sarà la presenza del nostro Presidente nazionale, ma soprattutto ci sarà il labaro nazionale, che è quella la cosa, perché come si diceva i presidenti passano, però il labaro nazionale rimane sempre. E avremo la cittadinanza onoraria che grazie all'amministrazione comunale dà all'ANA nazionale la cittadinanza onoraria. E niente, saremo 3 giorni impegnativi, sarà domenica una grande sfilata, avremo tanti amici che vengono anche da fuori Veneto e posso dire che arriveranno dal Piemonte, arriveranno dalla Lombardia, dall'Alto Adige e anche dal Friuli. Pensate che gli iscritti all'Ana Montegrappa sono più di 9.000, ma arriveranno, come diceva anche il consigliere Baggio, alpini un po' da tutto, almeno tutto il nord Italia. Se vogliamo, Baggio sarà un po' una prova generale in vista dell'adunata nazionale che è in programma dall'8 al 10 maggio a Genova. Sì, come si dice sempre, arriva proprio in un momento che manca meno di un mese all'adunata, 20 giorni all'adunata nazionale, sarà proprio un prologo proprio per capire l'adunata nazionale anche della Montegrappa quanti saremo. Certamente sarà una bella sezionale, ma sarà anche una bella adunata nazionale. La Montegrappa sarà sempre presente e sarà sempre presente in grande. Io ringrazio il capogruppo degli alpini di Rosà Mario Baggio, in bocca al lupo dunque per questo importante evento. So che c'è tanto lavoro da fare, ma c'è anche tanta emozione. E Nicola, se non ci sono domande restituisco la linea allo studio. Grazie a Monica Smiderle. Io vi ricordo, prima di ricollegarci, ecco la vedo con Valentina Visentin, vi ricordo comunque la notizia che avevamo dato poco fa con Lorenzo Maier, e cioè c'è stato questo crollo in una struttura nell'ex caserma Pepe del Lido di Venezia con 4 operai feriti, successo alle 11 di oggi in Riviera San Nicolò al Lido di Venezia, il crollo del solaio di una struttura dismessa in fase di riqualificazione.
con il soccorso a 4 operai che erano precipitati al piano terra da un'altezza di circa 5 metri. Gli stessi sono stati poi portati all'ospedale in gravi condizioni, fortunatamente non sarebbero in pericolo di vita. Altri 5 lavoratori rimasti bloccati al piano superiore sono stati poi evacuati con l'utilizzo di scale. Gli accertamenti poi dello Spisal. Torniamo a parlare della notizia che avevamo dato quasi in apertura, e cioè del fermo dei 4 attivisti del Pedro, Centro Sociale Pedro a Padova, da parte dei Carabinieri. Fra poco c'è un presidio davanti al Tribunale dove si trova ora anche Valentina Visentin, che però ci racconta anche quella che è la versione delle forze dell'ordine, ovviamente, di quanto accaduto. Allora, Valentina. Sì, proprio così. 4 arrestati sono accusati di resistenza pubblico ufficiale aggravata in concorso. Si tratta, come abbiamo detto, di 4 ragazzi dai 21 ai 30 anni. L'arresto è avvenuto in flagranza, secondo quanto ricostruito dai carabinieri. I ragazzi avrebbero aggredito gli appartenenti alle forze dell'ordine che stavano, appunto, come vi avevamo detto, procedendo ad un controllo ordinario del territorio. Quando stavano procedendo al controllo avrebbero prima opposto resistenza, cercando anche di andare via con l'auto. Poi quando si sono fermati sarebbero arrivati altri ragazzi che avrebbero dunque accerchiato gli appartenenti alle forze dell'ordine. C'è nata una colluttazione e, secondo il bollettino fornito dai carabinieri, ci sarebbero anche 7 militari rimasti contusi in quanto è accaduto la scorsa notte. Vediamo adesso che si stanno anche aumentando il numero degli appartenenti che si sono mobilitati qui per questo presidio in vista alle 13:30 del processo per direttissima. C'è un cordone di sicurezza che protegge l'ingresso del tribunale e vedremo poi, appunto, quale sarà l'esito del processo per direttissima. Comunque i 4 ragazzi sono stati arrestati per resistenza a pubblico ufficiale in concorso. Questi sono gli aggiornamenti. Ovviamente poi il racconto dettagliato e la cronaca di quanto è accaduto ieri sera all'Arcella nelle edizioni serali dei nostri telegiornali. Noi intanto rimaniamo qui per capire come finisce la mattinata. Grazie a Valentina Visentin e Federico Ciubotto. Andiamo velocemente in pubblicità, è l'ultimo break di questa prima edizione, poi ripartiremo dal caso, lo ricorderete, del bimbo fatto scendere dall'autobus perché era senza biglietto nel Bellunese. Prosegue l'iter giudiziario sul caso del minore lasciato a piedi dopo essere stato fatto scendere da un autobus di linea. Fine gennaio, periodo preolimpico, tratta San Vito, Vodo di Cadore. Secondo quanto ricostruito, il bambino, 11 anni, sarebbe stato fatto scendere dal pullman perché sprovvisto del nuovo biglietto da 10 euro. Era pomeriggio, oramai l'imbrunire e fuori c'era la neve. L'11enne non ha con sé il telefono cellulare e si incammina verso casa sulla ciclabile che collega San Vito a Vodo. A casa arriva infreddolito, in stato di ipotermia, racconterà la mamma, che, appresi i fatti, tramite la nonna e legale Chiara Balbinotte, presenta denuncia querela per abbandono di minore contro l'autista e Dolomiti Bus. Chiuse le indagini, la procura ha deciso di non archiviare il fascicolo e sarebbe pronta a notificare l'avviso di garanzia all'autista Salvatore Russotto, dipendente della società di trasporti La Linea. L'ipotesi di reato è quella di abbandono di minore. Le indagini, oramai concluse, si sono basate su una dinamica ritenuta chiara fin dall'inizio perché l'episodio è stato ripreso dalle telecamere di bordo del mezzo. Sul fronte lavorativo l'autista è già stato oggetto di un procedimento disciplinare interno. Dopo una sospensione temporanea è stato assegnato a un'altra mansione all'interno dell'azienda che opera in subappalto per Dolomiti Bus. Una misura meno severa rispetto al licenziamento, ma che lo ha allontanato definitivamente dalla guida dei mezzi a 1 anno dalla pensione. La famiglia in queste ore sta valutando un'eventuale remissione della querela, anche se il reato è perseguibile d'ufficio, e l'iter giudiziario proseguirà comunque salvo eventuali richieste di patteggiamento. Ora la parola passerà alle parti, mentre la vicenda resta sotto la lente della magistratura.
Era un caso quello del bimbo lasciato a piedi che era rimbalzato ovviamente anche a livello nazionale, poi fu invitato il bimbo, lo ricorderete, alla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Milano Cortina a Cortina d'Ampezzo. E a proposito di Milano Cortina, a poche settimane dalla conclusione dei Giochi Olimpici invernali scoppia il caso della cabinovia mai entrata in funzione a Cortina d'Ampezzo. Costi lievitati, criticità tecniche e una procedura d'appalto finita sotto accusa. Presentato un esposto alla Corte dei Conti. Un'opera definita strategica per la mobilità olimpica, ma che oggi resta ferma, è la cabinovia Pollonio-Socrepes a Cortina, finita al centro dell'esposto alla Procura Veneta della Corte dei Conti, presentato dalla deputata di Alleanza Verdi e Sinistra Luana Zanella. Non è stata ancora conclusa, non è partita, non solo per i giochi, ma anche adesso, che sembrava dovesse essere collaudata in poco tempo. Abbiamo interrogato l'autorità preposta alla sicurezza, Ansfisa, che ha risposto alle nostre richieste dicendo che non può essere rilasciato il nulla osta in quanto mancano ancora dei documenti. Il progetto, partito con un costo di 22.800.000 euro, è arrivato a sfiorare i 35 milioni, ma nonostante l'investimento, l'impianto non è mai entrato in funzione. Al centro della segnalazione la gestione dell'appalto da parte di Simico, la società pubblica incaricata delle opere per i giochi. La prima gara viene annullata per violazione della segretezza, la seconda va deserta. Si procede allora con un affidamento diretto in regime d'urgenza. Ma i problemi non finiscono qui, perché le principali aziende europee del settore rinunciano a partecipare. Tempi troppo stretti, appena 6 mesi, e condizioni geologiche considerate complesse. Durante i lavori emergono infatti criticità importanti: terreno fragile, rischio idrogeologico elevato, presenza di fratture nel suolo. E soprattutto manca ancora il via libero decisivo, quello dell'Ansfisa, l'autorità del Ministero dei Trasporti. Credo che la Corte dei Conti possa contribuire a fare chiarezza. L'opera, prevista come simbolo di efficienza in vista delle Olimpiadi, non è stata completata neppure dopo le Paralimpiadi. Ora la Corte dei Conti dovrà verificare eventuali responsabilità, dalla correttezza delle procedure ai possibili danni erariali. E poi c'è il tema della crisi già in atto con la guerra in Medio Oriente, la guerra in Iran. L'aumento del prezzo del gas influisce su tantissimi settori e anche sulle cosiddette aziende energivore, su chi lavora ad esempio il vetro nelle fornaci. Una situazione che è ancora gestibile secondo il presidente di consorzio Promovetro, ma fino a quando? Il gas per noi è un elemento basilare per la nostra lavorazione e gli incrementi che abbiamo avuto nell'ultimo mese e mezzo sicuramente sono stati significativi. La situazione ci preoccupa. L'aumento del prezzo del gas influisce pesantemente anche su chi lavora il vetro nelle fornaci, essendo un elemento fondamentale. Nonostante questo, però, la situazione, spiega il presidente del consorzio Promovetro Murano, è ancora gestibile. Quello che ci rassicura è il fatto che noi a settembre 2025, all'atto di stipulare i nuovi contratti, con il consorzio Vetroenergia che ci raggruppa per l'acquisto del gas e con l'aiuto assolutamente funzionale dei nostri fornitori, siamo riusciti a fare dei contratti che prevedevano sia il prezzo variabile, come normalmente accade, ma anche due nuove soluzioni: il prezzo fisso o, ancora meglio, il prezzo fisso o variabile, per cui ad esempio taluni di noi che hanno scelto questa opzione pagano il 50% a prezzo fisso e il 50% a prezzo variabile di mercato. Quindi questo fa sì che, se come in questo caso l'aumento è stato dell'80%, questo aumento venga assolutamente abbattuto e portato a circa la metà, il 40%. E poi ci sono i rincari sui generi alimentari, ad esempio su frutta e verdura. Sentiamo le voci dei padovani proprio al mercato.
Frutta e verdura sempre più care sulle tavole degli italiani, uno dei tanti effetti collaterali delle tensioni internazionali. Le guerre in corso stanno infatti mettendo sotto pressione trasporti, energia e materie prime, con effetti diretti sui prezzi al consumo. Il risultato è un aumento dei prezzi soprattutto per i prodotti freschi e di stagione, come ci raccontano i proprietari dei banchi della storica Piazza delle Erbe a Padova. I pomodori, che c'è tanta richiesta, le fragole, ma vedo che giorno per giorno insomma stanno scendendo, che cosa, i piselli perché vengono da giù, sono i pomodori insomma dai nostri paesi caldi, ecco, e questo è il problema, che c'è stata il maltempo e poi il caro carburante, è chiaro che è un po' è impattante. Tutti ci rimettiamo, io non voglio dire, perché sicuramente l'ultimo della catena è il consumatore. Però anche noi non è che le spese corrono, gli stipendi sono gli stessi, i pensionati sempre meno, facendo il conteggio di quello che costa la vita, hanno sempre meno. Il consumatore compra di meno, sta più attento? Sta molto attento, guarda molto bene i prezzi e certe volte rinuncia anche a comprare certi prodotti. Quindi avete magari notato anche un calo nelle vendite? Certo, quello senz'altro. Una situazione delicata che rischia di incidere anche sulle abitudini alimentari delle famiglie, che per risparmiare sono costrette a fare delle rinunce. Vai a fare la spesa, non ci vogliono più 15 euro dal fruttivendolo per verdura e per la frutta, ce ne vogliono minimo 25, ho fatto un calcolo rapido, ma credo sia giri con un aumento del 30-35%. Male lo vivo perché è tutto aumentato enormemente, ma non solo la frutta e la verdura, tutti i generi alimentari. Prendo un po' meno. Magari rinuncia a qualcosa? Per forza, bisogna fare così. Dove ho visto l'aumento maggiore lei? Le verdure, gli asparagi che costano il doppio, tutte le verdure e anche la frutta sono molto aumentate. Comunque sopravviviamo. Tante preoccupazioni, spesso ve le raccontiamo, ma vi raccontiamo anche le belle notizie come quella del parto in casa avvenuto a Treviso ieri mattina. Prima la videochiamata con il papà, poi l'intervento a domicilio, l'intervento del SUEM. La chiamata è arrivata attorno alle 8:40 del mattino, circa poco dopo siamo arrivati sul target e sono riuscito ad effettuare una videochiamata appunto per poter assistere al meglio la paziente, che appunto sì, la videochiamata non faceva vedere ancora un parto a termine, infatti il parto comunque è arrivato subito dopo che l'equipaggio è arrivato sul posto. È stato un mix di operatività e prontezza quello che ha portato alla nascita di un maschietto a Treviso che evidentemente aveva fretta di venire al mondo, tanto da prendere in contropiedi i giovani genitori, una coppia di origine africana. E così, mentre l'infermiere Paolo Antonello era in videochiamata dalla centrale operativa del SUEM 118, l'ambulanza ha raggiunto il domicilio, consentendo un parto in casa tutt'altro che programmato. Quindi l'equipaggio, che era composto, c'era anche la dottoressa qui presente, ha seguito le fasi del parto, che è stato naturale, non ha presentato complicazioni. È nato un bimbo di circa 3 kg, sano, a pagar pieno, e sono state fatte le manovre che si fanno sempre alla nascita del piccolo, e poi sono stati accompagnati mamma e bambino direttamente in ostetricia. Al Cafoncello dunque, dove ad accogliere il neonato c'era una culla riscaldata, una storia a lieto fine, dice la primaria della centrale operativa Maria Luisa Ferramosca, dove fattore umano, tecnologia, professionalità hanno fatto la differenza. E mamma e bimbo stanno assolutamente bene e stiamo bene anche, che siamo contenti che sia andato tutto bene. No, bravo l'operatore che ha dato le indicazioni e che ha attivato anche la videochiamata, che è uno strumento che ci consente di mantenere, oltre che il contatto verbale, e anche il contatto visivo. Sono sempre cose piacevoli da poter fare, insomma, magari avessimo questi interventi tutti i giorni, ecco, ogni tanto anche qualcosa di bello, insomma, ecco. Un'altra bella notizia che riguarda l'ospedale di Treviso, il Cafoncello. Avevamo raccontato della
storia di Barbara Guerra e Antonio Scalise, che chiedevano la possibilità di poter avere la loro Labrador Joy durante le sedute di chemioterapia per la donna. C'è stato il via libera e per la prima volta da Pasquetta la proprietaria ha potuto riabbracciare il suo cane proprio durante le terapie. La gioia è la cosa più banale che potrei dire, però lei è tutto per me. Se non hai qualcuno è difficile affrontare qualsiasi malattia. Poi se hai anche un tumore al pancreas e si sa che magari non tutti riescono a uscirne, serve il supporto morale non solo delle persone a fianco, ma anche il supporto morale del proprio amico a quattro zampe. È stata una lunga battaglia, ma alla fine Joy, Barbara e Antonio ce l'hanno fatta. L'ospedale ha concesso il nulla osta affinché il Labrador possa stare con la paziente durante la chemioterapia. Un sollievo enorme per Barbara, alla quale il tumore al pancreas fu diagnosticato proprio da Joy, che insistentemente le aveva messo il muso nel punto malato nei mesi passati. Perciò le do la vita a lei, diciamo così. Diciamo che lei è la mia pet therapy e la mia psicologa. Un animale d'affezione è ben più di un amico, è un dottore, uno psicologo, una spalla, la scienza lo ha stabilito da tempo. Barbara non vedeva Joy da Pasquetta quando era stata ricoverata per un'ulteriore operazione alla quale seguirà una chemio, nella quale stavolta avrà la pelosona al suo fianco. Commosso il marito Antonio, che ringrazia tutto lo staff ospedaliero di Treviso e Montebelluna e l'associazione Angeli con la coda, e l'ultimo pensiero è per il percorso e per il futuro che verrà. Grazie a Dio Barbara è stata premiata, ha avuto anche l'avvicinamento della Joy, dove ha potuto accarezzarla e toccarla e soprattutto guardarla. Gli occhi di Joy e gli occhi di Barbara, entrambi erano tutte e due lucenti. Per questo diciamo grazie a tutti e grazie di cuore. So che da oggi partirà, lo sentiamo, partirà una nuova era, un'era molto più umana, molto più vicina ai pazienti che vivono, ripeto, delle difficoltà nel percorso di malattia. E adesso parliamo di scacchi, perché a Montebelluna oltre 500 giovani scacchisti si stanno sfidando, si sono sfidati in questi giorni per le finali regionali del trofeo Scacchi Scuola. Gli scacchi insegnano a ragionare e comunque a gestire bene certe situazioni in cui bisogna riflettere prima. E poi i tornei di scacchi mi hanno insegnato anche a usare il tempo, perché non sempre c'è molto tempo per le decisioni, e quindi a una certa bisogna prendere una strada, non è che bisogna stare fermi per sempre. Brian è uno dei quasi 500 ragazzi che si sono ritrovati a Montebelluna nel palazzetto Mazzalov per disputare le finali regionali del trofeo Scacchi Scuola 2026, la cui organizzazione è stata affidata per il terzo anno consecutivo all'associazione Bellona Scacchi di Montebelluna. Stiamo raggiungendo tutte le scuole di Montebelluna e abbiamo molta soddisfazione, a partire con la giocomotricità per le prime e le seconde elementari, e poi lezioni di scacchi vere e proprie per le terze, quarte e quinte. Una passione, quella per il gioco, che non conosce limiti, soprattutto quelli di età. Il nostro circolo, il più piccolo, ha 5 anni, Enea, quindi sta facendo l'ultimo anno dell'asilo, diciamo, e il diversamente giovane, diciamo così, ne ha 83, che è il nostro pilastro, il signor Rossi. Per cui a volte vedere il sabato al circolo, vedere il piccolo Enea che gioca con il signor Rossi è una gioia per tutti noi. Ma gli scacchi continuano ad affascinare soprattutto nel Veneto, regione che eccelle in Italia. 1500 e più anni dopo è ancora un gioco che affascina tutto il mondo, perché è una disciplina molto molto completa. Noi qui oggi sperimentiamo l'agonismo, ma gli scacchi sono anche didattica e vita sociale. La nostra regione, la regione Veneto, per i trofei Scacchi Scuola provinciali
è la prima per numero di squadre che hanno partecipato, quindi per numero di istituti scolastici di ogni ordine e grado che hanno partecipato. I ragazzi la vivono come un gioco che li aiuta a migliorare e non si accorgono neanche di quanto migliorano mentre giocano, e quindi li stimola veramente a molti livelli. Si qualificano alle fasi nazionali il 30% per ogni torneo, quindi le migliori 5-6 squadre a seconda del singolo torneo. Chi passa la selezione accede alla fase nazionale prevista a Montesilvano nel mese di maggio. Siamo in chiusura, vi ricordo ovviamente il meteo fra pochissimo, subito dopo i nostri saluti, e poi alle 15:48 il film Tiptoes con Gary Oldman. Grazie per averci seguito, arrivederci.